Acchiappa l'idea! Oggi vi porto a vedere la mostra dei presepi di Gennaro Cerqua. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'idea. Oggi vediamo una bellissima mostra di presepi che è a Mercato Saraceno in provincia di Forlì Cesena. Adesso venite con me che entriamo subito e guardiamo i suoi splendidi presepi e poi dopo avremo una breve intervista con l'autore. Bene, sono qui con Gennaro che è l'autore di tutti questi bei presepi e innanzitutto gli chiediamo da quant'è che fai presepi e come definiresti un po' il tuo stile, ecco. Allora, il mio stile, come avete potuto vedere, io ho stile di vecchie case rurali, architettura rurale, che prendo un po' spunti dai vari paesi, tra il Molise, l'Abruzzo, l'Umbria, nelle Marche, dai, un po' in tutti i nostri paesi che abbiamo qui in Italia. Questo presepe qui mi dicevi che è stato esposto ad Assisi. Ad Assisi, nella Porziungola di Assisi. Ok. E tu realizzi sostanzialmente tutte le pareti e le strutture. Solo la struttura. Le statuine? No, mi rifornisco da Napoli. Ti rifornisci a Napoli dove Sì, sicuramente sì, sono sì, esperti. sì, sì. Da quant'è che hai iniziato a fare presepi? Avevo 7 anni. Quindi una passione. 50. Quindi parecchi anni. Adesso volevo chiederti una spiegazione un attimo sui materiali che utilizzi. Sì. Che ho visto che di là sono esposti, ci spostiamo nell'altra sala così ci racconti. Benissimo. Eccoci qui, questo qui è un semilavorato, diciamo, dove si vedono tutti i materiali che utilizzi. Esatto, questa è la struttura quando io parto dal cartone, la base sotto il multistrada e poi dopo si passa questa fine qui alla struttura come viene fatta la muratura. Certo. Io mi riferisco tra murature. Certo. Poi abbiamo la sabbia di fiume, Ok. cemento, il rasante per i muri, Una ghiaia, e questo qui questa qui la pietra sirena, è una pietra sedimentaria. e più abbiamo la polvere macinata dei mattoni rossi. Ok. Sono un po' macinati rossi. I tipi di legno, il ferro, come vengono fatti Per le ringhiere, certo. Poi per fare ho usato la base, Ok, quello che volete fare anche in cartone. Anche in cartone si può fare, in con il cartone cartone, un po' struccati. come uno. Certo. Ok, tu organizzi anche dei corsi. Sì, noi facciamo i corsi in tutta Italia dove ci chiamano, dove sia le prologo. Per contattarti, C'è sia la mia pagina di Facebook, ok, su che è Instagram, Gennaro Cerqua. Cerqua, ok, oppure anche su Instagram. Perfetto, ok. Va bene? E anche per oggi è tutto. Io sono molto felice di aver conosciuto Gennaro e di aver scoperto questo modo molto tradizionale e molto tipico di fare questi splendidi presepi e gli faccio veramente i complimenti perché nei suoi tanti anni di esperienza è sicuramente riuscito a valorizzare molto le tecniche che padroneggia benissimo. E niente, noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!